Le minacce di un possibile ritiro dell'Akragas dal campionato di Serie D Girone I si sono concretizzate a conclusione di un vertice societario che ha decretato la fine ingloriosa del gigante. Poche parole di commiato che riassumono l'epilogo finale del club e lasciano nello sconforto più totale i tantissimi tifosi biancazzurri sparsi in ogni angolo del mondo. Mancavano 7 partite alla conclusione del campionato, 5 in Sicilia e 2 oltre lo stretto, che se disputate avrebbero permesso, pur retrocedendo, di ripartire dall'eccellenza. Invece, con la rinuncia depositata in Lega, a nome di chi ancora non si sa, si dice addio al calcio e si dovrà ripartire dai campionati minori. Tale epilogo era nell'aria da alcune settimane con i calciatori che avevano iniziato a defilarsi tra squalifiche, infortuni, abbandoni più o meno velati e con seri problemi di pernottamento. Questo è il crudo comunicato diramato dalla società. La società dell'Acregas comunica ufficialmente di aver trasmesso alla Lega Nazionale Dilettanti la propria rinuncia improrogabile alla prosecuzione del campionato di Serie D Girone I. Dopo un'attenta e sofferta valutazione, il club ha preso atto dell'impossibilità di garantire la continuità della stagione agonistica a causa di difficoltà gestionali ed economiche che non consentono di proseguire il percorso intrapreso. Nonostante questa difficile decisione, continua sempre il comunicato, la società conferma il proprio impegno nella crescita dei giovani talenti e proseguirà regolarmente le attività del settore giovanile con l'obiettivo di garantire continuità e sviluppo al movimento calcistico locale. Sin qui il comunicato stampa dell'Acregas. Tutto questo quando alcune settimane or sono, in un'affollata conferenza stampa, guarda caso, era stata preannunciata la pubblicazione del decreto di finanziamento da 1.033.000 euro per la realizzazione dell'impianto di illuminazione che dovrebbe concretizzarsi entro l'anno in coincidenza con Agrigento Città della Cultura 2025. Un obiettivo importante e significativo per la città e tutti gli sportivi che adesso sì vedranno la luce, ma non certo il calcio che conta. Innumerevoli commenti agli attacchi degli sportivi, molti dei quali, pur con la morte nel cuore, auspicano un pronto ritorno del gigante nelle categorie che gli competono. Attualmente c'è solo grande silenzio da parte della politica, forse distratta dalla kermesse della sagra del mandorlo in fiore. Adesso, con animo più sereno, la prossima settimana si cercherà di riordinare le idee e far ripartire il calcio e con, si spera, maggiore entusiasmo. Unica consolazione rimasta è il proseguo delle attività giovanili.